Partiti con questa penultima, presentiamo l'ultima batteria, ultima gara della mattina, la terza dei due stile uomini, Alvise Franceschini in 1, Federico Mestroni alla 2, Oliver Jacobsen in 3, Mattia Zuina alla 4, Thomas Ferroni in 5, Marco Cescona alla 6, Giacomo Vettoretti in 7, Paolo Dalle Rive alla 8. In acqua con Ricky Cervi, corsia centrale numero 4, atleta veneto, è nato proprio qui a Montebelluna, poi nella sua carriera Team Veneto, l'anno scorso De Hacker e quest'anno In Sport, società lombarda di cui fanno parte atleti un po' da tutto il centro-nord Italia. Si sono ben comportati nella prima fase regionale di Coppa Brema, raggiungendo la finale di Serie A1 sia con il settore maschile che con quello femminile. Ha contribuito anche Riccardo Cervi in corsia numero 4 con la gara preferita dei 200 rana, in cui ha vinto parecchi titoli giovanili ed è stato per più anni finalista ai campionati assoluti di Riccione primaverili nel mese di aprile. Non mancano anche le convocazioni in nazionale giovanile per Cervi proprio nelle gare della rana, dei misti e anche nei 200 e 400 stile libero. 1:21:05 a tre quarti gara, ricordo quello che è il record della manifestazione del 2009 di Cesare Sciocchetti, 1:46:34. Dunque ultime fatiche per Cervi, il crono di riferimento è di Ale Gerardin, 1:52:59, completa Riccardo Cervi in 1:51:20, quindi sale al comando della classifica con Bonvicini che al momento è in quarta posizione, Scantamburlo in sesta. Quindi ci siamo alla partenza, la batteria finale.